Buonasera a tutti gli amici del BH Club e benvenuti alla diretta del BH Club del martedì. Come diceva il boss, chi ha scritto l'orario preciso ha vinto una bambolina, non neanche, ha vinto niente, però abbiamo detto 17 più o meno iniziavamo, citando Fabio Novaro, la storica voce di mai dire gol. Per la precisione 17 un po', dai, ci siamo, no? Quindi buonasera al direttore, presidente pro tempore. Buonasera. Davide De Micalic. È sempre un piacere. Buonasera al maestro, il dottor Franco Canciani. Che oggi non ha la giacca perché per contratto su 3 uno può avere la giacca. Esatto, oggi. Ma perché c'è il sole? Ma no, ma sai perché? Perché questa è la settimana che mi porta ai 51 anni. Allora è giusto che io faccia l'ometto serio per qualche giorno. Dilettante. 51. Dilettante. E salutiamo anche il regista dietro le quinte, Francesco Torizzo, che è qua con noi. Come Davide giustamente dice, 17 un po'. Ciao ragazzi, no, però, scusa, sono le 17:50. Boia! Sono già le 6:10, io pensavo fossero le 5:10. No, io penso. Ma scusate ragazzi, però guardate fuori come, come ci sono ci frega. Questo è vero, sono già le 6 luce. Comunque c'è Antonio Pittioni che gli dico sì, ti ringrazio, ma magari tra 10 giorni dice che sta arrivando il carrello degli arrosti. Dopo diciamo anche perché no. Io non è meglio che il processo digestivo non è ancora iniziato. Parliamo si chiama, ci vedete sorridenti perché è stato un weekend splendido. Per noi perfetto. Per noi è stato perfetto, per i nostri colori e quello che rappresentiamo in questa trasmissione. Quindi abbiamo visto una Udinese con un gol all'85esimo di Nestorowski che ha portato i 3 punti a casa. Ovviamente diciamo anche gol visto nel parcheggio del palazzetto di Padova di Palacozzaro, di fronte però allo stadio del Petrarca Padova di Repliche, dove ho visto 1000 partite tra Petrarca e Sanson Rovigo che io tenevo. E poi c'è stata una Bettarello anche prima, e poi una bella e convincente partita e vittoria della Guerra Seco Cividale. Una bella vittoria, non bella partita. No, sarebbe da mandare in sovraimpressione la foto nostra della prepartita che tu oggi mi hai mandato, dove si vedeva la tensione del presidente, dove si vedeva gli stati post pranzo. Vabbè, andando poi diciamo che portiamo anche, quindi ha vinto l'Udine, abbiamo vinto noi. Diciamo che c'entra poco, ma è più un discorso. No, c'entra. No, diciamo che anche la Mazzanese, che era a giocare poco distante da noi a Padova, che ha vinto 4-1. Abbiamo portato culo. Per qualcuno 4-0, no, perché siamo arrivati tardi allo stadio, al campo sportivo. E mi ci voleva fare entrare, 1000 storie, poi alla fine intercessione eravamo accreditati, detto stampa, sì, però non c'erano gli avete anche detto di non arrivare, noi eravamo ovviamente molto più viziosi di voi, voleva mangiare anche dolcetto e ci avete detto autobahn. Non volevamo farci entrare. Poi perché non c'era più la lista degli accrediti, era bruciata, sai, era in autodistinzione, però in un'altra entrati dentro erano già 0-1, cioè 1-0 per il Campodarsimo. Quindi per te era 0-0? Sì, cioè 10 minuti, dai. Colui che era in parte a noi e fa no, guarda, per dire la verità è finita 4-1 e no, ho segnato loro dopo un minuto. E loro tu eri rimasto al carrello. Io ero rimasto al carrello degli arrosti. Io ho anche lasciato dietro un po' di digerito alla colazione. Una meraviglia. Sì, veramente una cosa che tutti conoscevano tranne me. Io non so degli arrosti? No, del posto dove siamo andati. Adesso per me è capofissa. Vuoi dire, è uno spettacolo. L'unico che è riuscito a mangiare domenica sera prima della partita della web, visto che siamo in zona gialla noi e siamo in zona gialla anche il Veneto ancora per questa settimana, siamo arrivati via un po' prestino e siamo andati a pranzo giustamente a Padova in un bel posto, non facciamo pubblicità perché non si può, da Giovanni nella quale la specialità della casa era il carrello degli arrosti e il carrello dei bolliti. Però noi non felici e non
così, aspettando il cartello. Salvati che arrivava in ritardo, no? Allora abbiamo usato anche il primo, Esatto. che era... No, ci ha fregato i camerieri un assaggino di primo. Sì. Ecco, diciamo che sul termine assaggino io aprirei un'altra parentesi. Se andate sulla pagina Facebook della web Gestrico Civiale e guardate le bellissime foto di Fotofulvio di Marco Prignolato, che è il fotografo ufficiale della web, e andate a vedere le foto del pre-partita e vedete che sono un po' svaccati in tribuna, perché a parte che eravamo in pochi, c'era di pochi, nessuno, solo noi. Ero in condizioni in pietra. Ecco, cioè adesso la messa la che regia sta facendo vedere Checco sta facendo vedere la foto e si vede dove il presidente soprattutto, che è un po'... Ero un attimino, dovevo ripigliarmi. È vero che dopo la partita, che poi dopo è vero che sta bella, ma per me sta bellissima, perché è stata emozionante, combattuta, maschia, no? Le partite basche piacciono a me, usciamo fuori, però ancora con il bollito qua, l'arrosto di vitello qua. Avrò mangiato io un chilo di purè. No, dopo aveva preparato il fricco e faccio no, amore. Anche no, però il purè con il sughetto è una roba. L'unico eroe che si è buttato con ingordite sulle crostatine Franchina Terenzano, non si capisce come. Cioè, Insomma, sai. dopo che anche lui a pranzo aveva dato l'impulso. Unico professionista al tavolo, questo è il motivo. Unico professional player. Soprattutto che correva dietro il carrello degli arrosti. Per suggerire alla cameriera come tagliare. Ci stava questa introduzione, no? Goliardi con gastronomico. Chiudei dicendo che la professionalità degli esercenti, dei camerieri del posto si vince anche dal fatto che nessuno ha protestato con questo signore che con la felpa grigia no, guarda che non si fare un cotechino sì buono, però a noi fantastico. Antonio che dice che era un commovente il purè. La roba, io sono un pureista. Era una crema. È una roba, io ho mai mangiato un purè così. Mia nonna forse Dove va c'è lì. la panna, lei? No, sicurezza del formaggio. Molto buono. Io userei di tornare magari a riprovarli in tempi. È che non giochiamo più a padova. Tenore Forse, chi lo sa, forse. Mai dire mai, è vero. Comunque dai, dopo apriamo un'ampia parentesi sulla partita. Apro una parentesi e la chiudo e dico semplicemente a chi se l'è presa con me, perché io nella radiocronaca, anche questa è eroica perché i microfoni erano... Cioè poi arriva Franco Terenzano, inventa un microfono dove sentiva te, ma non sentiva a me. Cioè... Era meglio se non si sentiva. Lui ma non si sentiva. Ma perché? Si sentiva te e lui no, che era... Anche lui dice Franco XXX. Ridagli quello di prima, insomma, ho salutato la prima vittoria esterna di Alessandro Ramagli, saluto Ale, grandissimo. Poi ho detto, no, perché sempre io rivendico il diritto di salutare nelle mie radiocronache chi mi pare, perché ho avuto un rapporto speciale con Ramagli. Ci mancherebbe altro. E non ho avuto un rapporto speciale con altri. E qui chiudo la parentesi e parliamo di calcio. Come penso c'è Davide De Zorzi che dice che la foto rende l'idea delle difficoltà del... Mamma mia. Che difficoltà, ma era la tensione. No, diciamo, ragazzi, se c'è una cosa in cui sono un professionista è il mangiare, ahimè. No. Ridurmi quegli istati vuol dire che abbiamo dato. Poi se anche il taglietto, insomma, accompagnato. Voi siete intenditori, per voi è come bere un bicchiere d'acqua. No, dico, non è che abbiamo bevuto il piatto. Io quello ho fatto, in effetti. Io solo acqua bevuto. No, però l'unico teso ero io, veramente. Io ero molto teso. Due bottiglie in 6, al 4, lui non ha bevuto. Il figlio di Antonio non ha bevuto. 2 bottiglie e 4. Mezza bottiglia a testa, 2 bicchieri. Ah sì, una passeggiata. Siamo friulani o che? Assolutamente. Comunque, Udinese. Noi non l'abbiamo vista la partita, io l'ho vista ieri, l'ho vista anch'io, me la sono rivista perché sennò cosa devo fare qua? Lascio agli altri commentare le partite che non vedono. Sì, no? Questo bisogna essere professionisti anche nell'amore. Quindi io me la sono rivista e non, diciamo non rimarrà nelle migliori 10, cioè noi c'è Italia e Germania 4-3 1-0. No. Franco, tu che sei una testa di calcio, una testa di calcio, a me ha fatto sorridere i commenti delle persone acculturate di un certo aplomb
che hanno detto che è stata una partita tattica, che è un modo carino per dire che un cesso. Allora, guarda, posso dirti, allora, tu sei una ragazza molto giovane e la sua giovanezza io invidio. Come dire. comunque l'abbiamo portata a casa lo stesso. Ecco, allora, questa è la partita tipica. Altro esempio, Fiorentina-Genoa 0-0, ultimo di campionato, va bene a tutti, un punto, era tranquillo. Dopodiché, mentre Andanovic faceva miracoli, però a San Siro, Inter-Empoli. ma loro non lo sapevano, perché forse ha giocato il giorno prima. No, era contemporaneo. È vero. Andanovic aveva fatto Andanovic, che a Milano dicono ancora che è un portiere scarso. Insomma, mica tanto. Già qua mi perito di dire che forse i tifosi dell'Inter 7 volte non capiscono di parole, anche meno di me. Detto questo, e non è causa nostra se l'unico giocatore forte presente sulla pelosa in campo, Pelouse, la francese, di esterno a sinistra mette la palla in mezzo e il loro grandissimo giocatore che vuole anche il Liverpool si dimentica di marcare, o meglio, come direbbero i cestistofili, i baschettari, battezza Nestorowski, tanto lo segna mai, e l'altro tic in linea, non fuori gioco di un millimetro e mezzo. Ecco, sì. No? Infatti ricordiamoci che noi eravamo hanno segnato a 1 chilometro hanno segnato a 1,5 chilometri dal parcheggio, sono rimasti 5 minuti al parcheggio a aspettare, ma è buono Pioris. Allora salutiamo tanto Dennis che ci saluta. Ciao Dennis. Giuliano Miotto che dice che buonasera dalla provincia di Benevento. Sì, ormai Giuliano è un abitué. Siete simpaticissimi, grazie Giuliano. Che si dice una ragazza quando non è molto carina. Sì, no, grazie lo stesso. Noi non siamo donne, quindi se mi dicono che sono simpatico io lo prendo, la metto in Ma sì, dai, per non andare più l'età. Un paio di bottiglie di strega. Sentiamo anche Luca Quercis che dice che Nestorowski gli svegliò tutta Venezia. È vero, Venezia Fiorentina segna tutta e lo inseguono tutti, i suoi compagni e gli altri, perché non doveva segnare. Un po', guarda che ci ho pensato. No, è che tutta era mezza la nebbia quella volta. 2-1 al 90esimo. Comunque, ma era Bari, no? Bari, Venezia Bari. Abbiamo atto anche a Mister Gotti di Davide che in una partita veramente brutta, tattica, diciamo la tattica, chiamiamola, ma obiettivamente brutta, adesso non è una critica, però no, è stata una partita brutta con gli uomini contati, perché avevamo gli uomini contati, è riuscito a buttare fuori, cambiare, mettendo dentro Aslan che ha dato Bomber. Lo so che è il tuo è vero. Però Aslan sta crescendo veramente tanto. È vero. Sta crescendo veramente tanto. Oggi la Gazzetta gli ha dato una pagina intera. Meglio lui di Wallace. Wallace diciamo che non è velocissimo, anche a capire. E anche Bravo che finalmente è entrato in campo. È fatto molto bene. Fa 10 minuti bene, diciamo finalmente. Io l'ho visto è entrato, però è riuscito sul campo che ha visto molto bene. A cambiare, a non togliere Nestorowski seguendo i tuoi consigli. Non capisco un cazzo, cioè un cavolo, cioè veramente non capisco un cavolo. Io domenica mattina ho dichiarato a trasmissioni con Giovanni e Davide, non so qualcosa contro Nestorowski, e giustamente sono pulito, a parte di sono contento per il ragazzo, perché uno che non ha mai mollato. Bisogna dire che io faccio i complimenti a Gotti. Oggi la Gazzetta ha fatto una figura, volevo scrivermi stamattina, ma ha scritto Ivan Gotti, c'è un articolo, un'intervista a Gotti, in cui il giornalista della Gazzetta dice Ivan Gotti dichiara, allora, è un ciclista. Ivan Gotti è un ciclista. Ha detto che sì. Ha vinto anche il Giro d'Italia, credo. Gli anni di Pantani. Ha fatto un gesto che non aveva qualche piccolo dubbio di doping, ma come quasi nessun ciclista. Anche Camillo lui sa di quegli anni lì, vabbè. Però ecco, a parte la Gazza che fa questi errori veramente incredibili, che ci fanno capire come chiamiamo un allenatore di Torino Marcello Nicola, però lo facciamo con dolo. Ecco, devo dire bravo Gotti, cioè, gli mancava mezza squadra, è una posizione di classifica, metà classifica. Io credo che l'Udinese fosse da 10 anni che a questo punto del campionato non è così tranquilla, abbiamo scollinato, posso dire una con una squadra di difficoltà, ma anche Okaka non capivo, poi dopo adesso anche per domani, perché domani ricordiamo mese 30 ci saranno Udinese Milan, non saremo 20-45 anche il Milan ha un bel po' di assenza, ma dopo che ne parliamo guarda dire adesso hanno convocato dell'Orfeo che però lo portano a fare un giro a Milano,
perché non sarà comunque disponibile, però è convocato. Però rientra Pereira, che è una cosa Rientra buona. Pereira. Sì, è avere Purtroppo, Pereira, non avere credo Pereira. che la nota negativa sia il tuo idolo spagnolo, che non mi sembra Però venuto- scusami, Non mi metti le palle. le metta lui, deve metterci lui in campo, la gamma, Carrua. No, non deve stare. Allora, però, scusa, il paradosso è che è uscito lui con un cross, ha fatto gol Nest. Detto questo, ha ragione Franco, cioè Milenkovic, che io ho il fantacalcio, Ma scusa, è un gran ha giocatore. fatto, sì, è un bel giocatore, ha fatto un errore, dai, se lo fa uno dei nostri andiamo a ricorrere con la frusta. Si è fatto scivolare dietro le spalle Nestorowski e ha fatto fare un colpo di testa da 1 metro. Sì, che poi non ha saltato così. L'ha appoggiata in porta, No, poi no, lui no, gli ha- sì, gli ha messo un cioccolatino in testa De Paul. Secondo me proprio non se ne è neanche No, accorto. poi non l'ha visto. Non l'ho Che visto. è gravissimo. Ma sì, strano, perché è un bravo Ho difensore. sentito infatti Prandelli dire che era distrutto e ho detto cosa devi fare? Hai fatto una stupidaggine perché l'ha massacrato Però molto di più. Prandelli, Piore, cioè vuol dire, ti sei fatto umiliare da Ivan Gotti, no? Senza metà squadra. No? Allora poi il calcio dai torna. Avevamo perso il Coppa Italia al 90esimo, una partita identica, orrenda identica, supplementare. E sto giro, la partita l'abbiamo vinta noi. Fra le due posso dirti, vi tengo questa e gli lascio la Coppa Italia. Ma sì, dato la Coppa Italia è fatta è un perché turno in più, abbiamo- tanto. Sì, appunto. No, invece devo dire una cosa, non mi ricordo più. Ah sì, ho fatto essere un editoriale per Tutto Dinese, ciao Stefano Pontoni, in cui mi sono preso delle libertà e giustamente volevo salutare un paio di amici da Firenze che forse ricevevano le mie notizie, perché insomma c'è mica tutto. Quando ho detto semplicemente che l'anno scorso dicemmo che forse per De Paul andare a Firenze non era uno stato di qualità, ci insultarono e ho detto forse adesso avevo ragione noi, perché voi avete Castrovillari e anche Taranto e Fontana Buona. De Paul forse se va al Liverpool non va alla Fiorentina. credo che Punto B. avrebbe fatto solamente un salto di qualità a livello di stipendio. Sì, Forse. appunto, punto B, il Rocco Internazionale ha messo i piccioli veri sul tavolo. Comunque c'è Giuliano che dice che domenica il gol l'avresti segnato anche tu con la infradito. Mai vantarsene nella vita. No? Ma in particolare Davide, arriviamo adesso. ho detto agli umoristi che scrivono sui social, cosa che non faccio perché mi sento inadeguato, e chiamano il maestro, che sarei solo io, Gotti, dico che oggi il Crotone, anzi ieri sera, ha annunciato il nuovo allenatore. Ma aspetta, suo allenatore Ecco, poi apriamo perché ho saputo da colleghi locali che Cosmi, non immaginerete mai, non era la prima scelta, ma era la terza scelta. Allora, È vero. mandiamo Gotti e prendiamo chi? Allora, La prima scelta era Piero Bucchi, no? Piero da Bucchi, Cantù. che dopo aveva dato la palla al cesto. Da Cantù. ma- Visto che oggi facciamo questo. Il secondo era Valterone. Ti ha chiesto un biennale, però. Biennale, se no, Vedi che ascoltiamo la radio sportiva di due. io oggi non ho acceso la radio. praticamente il primo aveva tanti soldi, perché sai Piero Bucchi, Piero Bucchi, Eurolega, quindi no, gli dà dei soldi. Zenga meno soldi, però Dos Anjos. se no Mino Vegno, non lascio Dubai, salutiamo Dubai. Chiamalo Mona, sempre un bacio a Dubai. E allora ha chiesto a questo qua che da 3.000 giorni non guadagnava in Serie A, gli ha detto scusa, Paghi, Poi poi paghi paghi. che lui era in macchina che stava andando, che andava di marzo, andava al bar, ha messo in bianco. però- Avete sentito la voce? Io ho sentito l'intervista. Sì. Ma non riesce neanche più a parlare. No, secondo me Questo fa apposta. Secondo me lo fa apposta. Ma lì era in ascesa però, cioè, era ridicolo, però quella volta arrivava comunque con l'esperienza di Perugia. Era partita andare a chiedere la maglia a Ronaldinho. Ecco, c'è scritto un'altra cosa per cui alcuni mi hanno criticato. Eccezionale. Cioè, Cosmi in carriera ha fatto due cose: farsi imitare da Crozza e chiedere la maglia a Ronaldinho. E non ho scritto buttarci fuori dalla Champions League. Però Perugia ha fatto bene. Salutiamo Mirko Rodato, 44 gatti. Mirko che dice che a sto punto potevano prendere Lino Banfi, che era meglio. Perché Ma è battezzata, cioè hanno preso uno scappato di casa No, Banfi. che sta lì, dice magari prendo 4 soldi, finisco la stagione, lavoro. No, ma voglio dire, il Crotone ormai non ha una chance di no, a salvarsi. questo punto, come vi ho scritto sul nostro gruppettino, a questo punto tieni Stroppa. No. Ma mi credo ci fossero casini in Il spogliatoio. campionato con lui e vai avanti. Allora, Cioè, se vuoi cambiare, cambia di sempre. no. È vero, questo è vero. No, lui non voleva cambiare Stroppa. La piazza chiedeva una speranza in più, come con Marcelo Nicola all'epoca, che poi adesso le vince tutte, no? Ma lui sa perfettamente che non si salva. Allora cosa fa? Cambio con uno che mi costa 0 e mi porta serenamente in Serie B, e che a giugno gli dico
Autobahn. Sì, questo è il ragionamento che ha fatto. Sì. Cioè, ragazzi, perché altrimenti prendeva uno vero, anche Zenga, che è uno, tra virgolette, vero. Sì, ma chi gli va? Se lui che può andare Zenga, che è un pseudo allenatore, Perché ti conosce dice, a mano a mano. ti dice Dini, vengo, andiamo in B serenamente, però io faccio già la squadra per la B. Sì. Quindi, infatti gli ha detto no, guarda, Dubai. Tornando all'Udinese, possiamo prendere un attimo. Perché da partita di domenica è difficile parlare, ragazzi. Un tiro in porta, 90. Ce lo chiedono da casa. Ce lo chiede Io adesso l'Europa. faccio la conta. Prima lui. Faccio la conta, quindi sì, pensavo anche di andare prima al presidente pro tempore. E lui Ma non in va questo a caso, non il presidente pro tempore, ma il direttore di FLG Sportsano e di HTV. Sì, Così, occhio che c'è qualcosa di pericoloso allora. Vogliamo commentare Daniele Plavea a fine partita? Io, Amico tuo, guarda, tu sai che io, sai come la penso, poi metti in mezza birretta e faccio anche fatica. Posso dirti una cosa, cioè, a parte mio papà mi ha detto ma qui che là, no? Guardate in televisione, non lo riconoscevo, cioè anche morfologicamente, non lo so, però voglio dire che a parte questo, qui quando è arrivato a Udine l'abbiamo accolto benissimo, si era proposto bene, una persona simpatica a modo, no? E di quelli che magari ti fermi in osteria a bere un taglio a mangiare la roba. Poi insomma alla fine credo, al tirare dei conti, non si sia magari confermato quello che ci aspettavamo. Ecco, io ricordo di aver fatto un paio di trasmissioni con lui in un'altra televisione, purtroppo uscendo da queste trasmissioni avevo una sensazione di ma mi dice la verità o non mi dice la verità, no? Mi sembra un pochino ostaggio del personaggio, fa parte di quella categoria di direttori generali, direttori sportivi che sono un pochino, no, come posso dire, si specchiano sulla proprietà e dicono quello che è giusto dire a livello politically correct per quello che gli viene chiesto di dire, quindi magari faccio fatica a credervi, ecco, questo quando quella volta in quelle trasmissioni che andavamo, insomma, difendevano l'indifendibile, ricordo di aver, o anche magari mi sembrava talmente tanto allineato che ricordo che pensai questo, o questo sta a Udine 20 anni perché ha sposato la causa, oppure ci sta prendendo tutti quanti per i fondelli. La foto, io ti ascoltavo e... Ecco, delle due l'una. La foto che l'ho girata a Francesco. Ah, scusami, pensavo che non si ascoltasse quello che dicevo, che forse era anche meglio. Prendere per i fondelli non credo. Non lo so, cazzo, è sentito tutto. Allora, io sono anche sinistro, sento poco, però ci sento ancora così vicino. No? Però chiudo una delusione, via, ecco. Tutti speravamo tanto. Poi io mi ricordo, quando era Daniele Pradè qua, direttore sportivo, o direttore tecnico, non so neanche come si chiamano tutti. Direttore sportivo ce n'è uno solo. No? Renato Monticelli. Il quale sul più 17 a un minuto dalla fine, quinto fallo di Miani, lui urla Miani, non è finita, hai ragione relatore. E infatti chi mette Londero, tutti i ragazzi, Minisini grandissimo. Matteo, ho ricevuto, adesso dammi il tempo di organizzare, facciamo. Allora, quando era Daniele Pradè il direttore all'Udinese, io ero presidente dell'Udinese, quindi avevi un rapporto abbastanza quotidiano. Non quotidiano, ma comunque ci siamo affrontati spesso, anche perché era nel periodo di merda, scusate. Poi lo perdiamo sempre, no? Oddo. Sì. No? E con la quale c'è stata anche la famosa riunione in auditorium con i tifosi, dove c'era sia l'associazione club che i rappresentanti della curva e tutto quanto. E a me sinceramente i discorsi che faceva lui non dispiacevano, perché comunque faceva un discorso ad ampio raggio, cioè negli anni: fidatevi di me, vedrete il prossimo anno, chiudiamo questa partita, poi dopo escludiamo questo campionato, dovete fidarvi di me. Finito il campionato, cazzo è andato bene. No, lui si è proposto a 4-5 squadre molto prima che finisca il campionato, cioè lui lo sapevano tutti che sarebbe andato via. Dai, alla Samp, alla Fiorentina, tutti. E allora lì veramente mi sono cascate le scatole. Ha ragione il Press, come sempre. Io sono sempre d'accordo con il presidente, ovviamente, ma non può essere altrimenti per ragione proprio di Autobahn. Ti ha detto quello che tu volevi dire in momenti di crisi,
dove forse era anche controproducente che lui dicesse pigliate a zappate i giocatori perché devono andare a lavorare. Ha detto no, non ti preoccupare, adesso momento di crisi dovuto a una flessione atletica, tecnica, mentale, non lo so. Su Messenger. Lei va davanti, professore. No, quello, cioè, ma io voglio lei, tanto questi qua. No? E quindi da un direttore sportivo come Fernando Monticelli mi aspetterei un'altra professionalità in quel momento lì. Cioè io adesso, pur sapendo che 9 volte su 10 magari la verità che emerge dalla figura che attualmente è coperta da chi sappiamo può essere edulcorata, però io mi fido tantissimo di Raimondo Marino. Oggi butta così. Raimondo Marino stavo per la Lazio, ti ricordi, dell'epoca d'oro. Quindi adesso Serie B. abbiamo 2 partite in 4 giorni, perché domani c'è il Milan, sabato alle 6 c'è il Sassuolo. Ma come si fa a giocare alle 6 quando si gioca alle 7 e mezza? Ricordiamo agli amici a casa che la partita di sabato, l'ultima della prima fase, e dopo parleremo anche dell'importanza della partita di sabato prossimo della Web Distrito Cividale, non sarà alle 19.30, ma è spostata alle ore 20.30 in diretta su Friuli, anche per esigenze appunto televisive date dal fatto che l'Udinese gioca alle 6 e quindi mi sembrava giusto. Mi sembrava del giusto. Sì, no, è sempre massimo rispetto. Soprattutto in questo periodo di impianti chiusi, la giusto, copertura televisiva e per i tifosi che la possono guardare da casa è la cosa migliore. È una forma di rispetto per i tifosi, per gli appassionati dello sport. Quindi spostare ad un'ora. Devo dire bravi anche San Vendemiano che ci ha messo secondi zero a dire ok e quindi l'abbiamo spostata. Ti saluta il magico Simon Pizzioli che mi ha chiesto quando compi gli anni e gli ho detto sabato contro di voi, lui con noi e devo salutarti, quindi ti saluto in diretta. Mandami un promemoria sabato mattina, se visto che tu parli dei cazzi tuoi lo faccio anch'io. Io parlo dei cazzi della trasmissione. Ah scusa, ok. No, sempre cazzi sono. Comunque domani servono le 18. Siamo ancora in un orario, va bene. Adesso è buio. Però vedi che come c'è bello questa luce che arriva. Quindi domani Milan e sabato Sassuolo. Ma domani è una partita che prende a cuore leggero, secondo me. Cioè vada come vada. Il Milan ce l'hanno fuori, Ibra fuori, solamente fuori. Rebic va in panca. Perché zio Mandzukic, mai visto. Mandzukic chi? Cazzo, che tropicale. Mandzukic è fuori come Ibra fino al ritorno di Europa League. Sta per dire Champions. E penso che anche Benacer sia fuori. Quindi giocherà Brahim Diaz centravanti e Leao seconda punta. Secondo me Brahim Diaz è pericoloso perché è uno che è un talentuoso, non ha mai segnato, o meno non recentemente, quindi sai queste cose. Quindi di noi è pericoloso. Poi non ho letto i commenti perché mi si era piantato il telefono. C'è Massimo Radina che dice che rispetta il maestro Canciani, ma su Cosmi è ingeneroso, perché quello che ha fatto a Perugia ci siamo già dimenticati, non è che su tutti i fenomeni. Infatti io l'avevo detto che Perugia aveva fatto qualcosa. Io... Però voglio dire, dopo, anche, secondo me va detto anche un'altra cosa, anche a Trapani ha fatto benissimo in maniera abbastanza. Ci ha portato Trapani a qualche minuto della Serie A, perdendo contro Oddo la finale che il Pescara fu promosso in Serie A, no? La promozione di Oddo che quando Oddo sembrava un allenatore. E lì è arrivato a... Sì, ma... No, è vero. Beh, però la finale è stato vado a memoria, la Trapani-Pescara. No? Col Pescara promosso o sbaglio? Ho fatto un gran campionato col Perugia, basta, non dico niente. Io per me, a me, cioè io leggo tanto Io penso Cosmi qua, però no, io penso cose del Perugia. Lui ha fatto bene, Perugia poi ha fatto malissimo nel Perugia 2, quando la richiama Perugia il processo in C lo stesso anno. Ho capito, ma lì non poteva fare niente neanche Mourinho, cioè la squadra era improponibile. Ho capito, però quando l'ha presa lui in mano una squadra, poi è retrocesso a Oddo alla fine, credo, anche lì. Sì. Insomma, mi sembra che sono storie che si incrociano, però insomma, a Trapani ha portato il Trapani quasi in Serie A, ragazzi, vi rendete conto? A Trapani, Dove c'è il messaggio di Giacomo Corvaio, lo leggiamo dopo, perché l'inerente l'altro pezzo della... a Petrarca Paolo. Com'è? Ah sì? Ma cosa stai facendo? Devo farmela vedere da qua, perché... È arrivata questa foto da casa. Vediamo. No? Vediamo quando... Perché noi siamo un po' in ritardo qua a vedere. Che non abbiamo il tempo. Che bello che sono con la giacca, però.
Siamo parecchio in ritardo, operativamente, no? No, andiamo un pezzo di musica folcloristica nel frattempo, non so chiedo. Adesso mi vedo che prendo il telefono e quindi ecco. È arrivata questa foto. Che robe belle, che momenti. Io sono quello. Il secondo da sinistra, mi Io dico. sono inginocchiato da una parte e con l'altra parte però mio fratello Riccardo. No. Facciamo gli istruttori a mini basket a Mortegliano, era bellissimo, un ricordo meraviglioso. Questo era quello che mi stavo facendo perché ci è arrivato. Pensa, e posso immaginare che te l'ha mandato uno dei miei ragazzi, uno dei miei allievi, uno di quelli che ho rovinato. Ci ha mandato dicendo questo da quello a sinistra e Davide. Sì, è vero, era bellissimo. Insegnare basket ai bambini è stata una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, solo che avevo 25 anni, credo. Guarda che magro che ero. Lo so. Va bene. Bello, grazie per la foto. Me l'aveva già amata anche in privato. No? Quindi abbiamo anche fatto vedere il... di calcio però. Comunque Max Radine, dico, Max, ma che voce ha Cosmi? Ma che voce ha? Sembra, non lo so io, come anche Inzaghi, avete mai notato? che conta a fine partita. Cioè, sembra quasi, non lo so. 1994 mi suggerisco. Vedi, ero 24 anni, io pensavo ho sbagliato di un anno. Però insomma, anche Simone Inzaghi, bisogna capire chi da voi due, per me è sopravvalutato, non è questo fantastico allenatore, non lo so, e poi dopo... Non è con una squadra che non è più opinioni per non offendere nessuno. non è con la squadra che non è, ha dei buoni giocatori, però non è che insomma, ragazzi. no, ha dei buoni giocatori, però non è una rosa completa. Però potenzialmente uno dei centrocampi più forti d'Italia, esatto. cioè lei, Forse non ha alternative. Sì, non ha una seconda squadra come la Juventus, ecco. Fagioli, Frabotta. Sì, questa seconda squadra della Juventus è stata mitizzata, mi pare che non sia. Non ha più l'attaccante, la Juve, ne parlavamo anche ieri sera in trasmissione a Telefriuli. Ho perso anche ieri sera. Ma Massimo lo sapeva, per questo si è presa con me. Non ha un attaccante la Juventus. Ieri si parlava con Rossito, gli ho fatto la domanda al magico Rossito. Per me è un mito. Ho scoperto da Max che ha preso il premio di allenatore del mese di febbraio, non lo sapevo, perché con Chios ha fatto 11 punti a febbraio, quindi però Rosso per me era un grande, quando giocava con cappello fluente, dai, lui è Gianni Chiede a mezzo al campo. Ecco, ieri sera mentre diceva una roba, ho pensato a voi due, ve lo chiedo, quello che ha detto lui ieri. Prima gli ho chiesto a lui, senti, ma attaccanti in giro noi Lui mi ha detto però che quando è andato a Biro Udine gli tiravano in pietra ad Ascoli, quindi bisogna dargli fiducia a quelli che ci sono. Lui ha detto che secondo lui, ribadisco, io sono rimasto un po' perplesso, poi mi ha fatto ragionare, anche tornando a casa la sera, poi anche andando a dormire la sera, tu dirai perché non fai altro, ma ormai ho pensato, lui diceva guarda che secondo me la rosa di oggi potrebbe fare quello che abbiamo fatto noi gli anni di Zaccheroni. A me è sembrato un azzardo. E quando io ho detto, ma Piore, lui ha detto Biro fa Asquith alle pietre, Amoroso arrivava dal Giappone con un ginocchio rotto, Poggi arrivava dalla Serie B, noi eravamo tutti giocatori promossi con Galeone. Ho sempre detto che la rosa sulla carta... A me, io ti dico, per me c'è un abisso fra le due squadre, però magari mi sbaglio, chiedo a voi. Il seno di poi. No, dico adesso. Il seno di poi sì, non lo so. Perché quella rosa lì, che era una formazione fatta per salvarsi, ha trovato l'alchimia perfetta fra giocatori che erano di un'umanità e di un'intelligenza veramente alta, con un allenatore, hanno fatto una squadra incredibile e sono arrivati sesti, terzi. Però se devi vedere, cioè io dico sempre, quinti e terzi. Sì. Forse, no, sesti. Quinti perché quella volta lì, secondo me mi ha fatto... vabbè. Andare a vedere la rosa... Sì, non gli davi un terzo posto, però c'è una differenza grossa. La quadra perfetta. Una differenza grossa, secondo me. C'erano tanti italiani. Rossito, Calori Bertotto, ma Rossito in particolare, te lo confermerà, quando lui ricevette la prima convocazione, la convocazione nazionale per gli europei del 96, lui stava guidando il trattore del suo compagno. Quindi è uno di noi, cioè un paio di giocatori così come Alessandro, come Valerio dentro, che hanno preso Pierini, che ha preso il premio di peggior difensore della Serie A. Era il Pippero, lui era vero, mai dire gol, aveva ribattuto il Pippero. Di avuto 3 gol di fila. Fu scherzato da Nippo Nappi che fece 3 gol a Udine in c'era 0-4. Preso per mano, diventò un giocatore che poi ha toccato la Fiorentina. Una battuta, però
cerchiamo di capire la battuta. È una battuta nel senso che, anche se non sei un fenomeno, nel posto giusto e con l'alchimia giusta poi No, ci vuole chi ti porta per siamo mano. arrivati in terza classifica con Turci, Calore e Bertotto Pierini. Sì, non Turci è un bel portiere. sì, dico, non Però, Pelit, adesso- Secondo lo sintono le due però era squadre, perfetta era. dice che secondo lui adesso, visto la classifica che abbiamo, se la squadra del Treviso Frenamo Comunque ci dicono che Cosmi stava facendo il DJ come secondo lavoro adesso. C'è anche una bellissima ormai foto dai, con le cuffie. ormai è, Sono 3.000 giorni che non fa Serie A. Cioè, è andato. Cioè, allora chiamiamo Sonetti. Anche Sonetti ha fatto un bel campionato. Ho fatto 80 anni l'altra settimana, ho letto sulla gazzetta. Quello che Matteo Cossaro, che aveva capito chi era che mandava la foto, Che dice che trovare buoni allenatori di Serie A inizia a essere dura. De Zerbi forse, Iori se ne aveva vota, poi alla frutta lasagna. Del Zerbi sì, però ci vuole una società che non solo lo supporti, ma che lo tranquillizzi, che certe volte lui prende parte, no? Parte per tangente, questi visionari. Iori mi pare che Iuric invece, alla fine beh, partita Iuric parlare però, di meno. Iuric è balcanico, è come Sinisa, come Zlatan. Va? A Napoli? Ma è uno dei nomi gettonati. Spero di no per lui. Anche italiano si dice, potrebbe essere un nome buono. Però italiano, io ho avuto sfortuna, l'ho scritto ogni volta che Occhio che lo Spezia retrocede. io ho visto giocare lo Spezia, Qua. sono sfortunatissimo. Ascolta, io ogni volta che ho visto giocare lo Spezia mi sono annoiato. Sono sfortunato. Lui sta ottenendo il massimo da una squadra Serie B, di cioè. Serie B, quindi evidentemente molto bravo. Con 2 giocatori del territorio che trascinano tutti, cioè valgono ancora queste cose. Valgono ancora, anche secondo me. Il capitano è un ragazzo di lì, che poi insomma è riesuma maggiore. E anche Bastoni, nato a Genova, ma è pezzino. Poi, per citare una persona con cui parlo di pallacanestro domenica, il playmaker conosce i suoi giocatori e sa come mettergli la palla e dice: io ho fatto per 30 anni, quindi lo so. Avere uno che ti conosce e sa come farti rendere. Alessandro Orlando sapeva come mettere il cross a Birov, glielo metteva così e Birov 8 volte su 10 timbrava la porta. Secondo me più che Alessandro Orlando era Bacchini quell'anno. No, io ho visto il miglior Alessandro Orlando era Bacchini non era solo come Birov. Ma anche Elveg, infatti dopo il Milan ha comprato Zaccheroni, No, però Elveg era molto più difensivo degli altri. Però quando è arrivato sembrava una capra e alla fine è andato diventando un giocatore internazionale. Quando è arrivato dalla Danimarca io non avrei scommesso. Anche a Benevento che è partito in bomba e con Bossi in avione di una No, per me è peggio lo Spezia, però Benevento ha più qualità. Ha preso giocatori e più qualità. ha un attacco, cioè, questo argentino mi piace, l'avrei preso, però costa 12 milioni, quindi sì, Vigorito è un presidente che ha possibilità e non le lesina. Salutiamo intanto. Si è fatto male qualcuno? Panini. Sì. No, ma di testa lui. Vedo andare via col ghiaccio, quindi mi viene subito un Moito. È per Moito. Sempre la pugna il giocatore, va sempre bene. 2 partite e poi è Sassuolo. È una partita noiosa con Sassuolo, è una squadra che fa giocare male. Vedremo. Ma obiettivamente 28 punti. Ma dai, è un lusso. Ma no, scherzi, ma no, tornando al discorso che abbiamo fatto anche in macchina e fuori, più 10 sulla quart'ultima, a 14 partite, a terz'ultimo, scusate, a 14 partite dal termine, insomma 10 punti sono 4 partite, ragazzi. Sono 4 di perdere e che loro devono vincere. Ma sono tantissimi. Adesso non vuol dire E poi non che sei- siamo salvi. No, adesso però- possiamo passare questo. Beh, secondo me sì. È diverso, Però bisogna conto, giocare. sì, ma un conto è essere quintultimo con 10 punti di vantaggio, un conto No, è essere può essere undicesimo. Anche perché ne hai tante sotto. E quindi cioè, o perdono tutte, quelle sopra, vincono quelle sopra, ma vabbè, è fantacalcio. Invece, Lazio-Torino, cosa mi dite? Ma pare che l'ASL io voglio la Lega chiedere, ha deciso di farla giocare. Sembra una farsa, dai. L'Udinese gioca a Lazio con 7 giocatori fuori. E l'Inter gioca con 5 giocatori fuori. Napoli, no? Napoli Con no, uno, Saka. e Torino 4 giocatori si fermano. Cioè, non capisco la differenza. Lì, Per me il protocollo è saltato.
Cioè, è saltato, ha fatto Ma infatti non è saltato una volta Però- per Napoli. però vedi perché la Lega li fa giocare anche, sanno perfettamente che alla fine è tutto perché se no il protocollo non c'era niente, e quindi manderanno stasera la squadra all'Olimpico, arriverà la Lazio all'Olimpico, va in campo, fischio d'inizio, 3-0 a tavolino, poi ricorso, no, sì, alla fine la rigiocheranno. Quindi è tutta una formalità, però l'unico modo che ha la FIGC per salvare un protocollo che era stato accordato col governo, attenzione, se poi però l'ASL territorialmente decide di o è innescata, perché c'è anche questo dubbio, Sì, c'è da dire un'altra cosa che, sentendo sempre la nostra radio stamattina, dove il Giovedì 18 Francesco Pranizzo conduce non solo calcio a TG, vi invito a sentire, ad ascoltare la trasmissione, si diceva che sembra che in maniera non ufficiale ci sia stato un tentativo da parte della Lega e della Federazione di accordare con i due club un rinvio, ma siccome Urbano Cairo, proprietario della Gazzetta, oltre che del Torino, col suo esposto ha cominciato il tampone gate di Lotito ha detto sì, io se mi va bene devo perdere dei soldi, se mi va anche dei punti, Direi. Lotito rischia grosso, la Lazio rischia, ma anche una l'ha multa fatta più brutta. grossa. Adesso sempre che penso che rischi grosso, perché leggendo stamattina l'ex giornale di riferimento sulla Gazza, ma continuo a leggerla per edizione, Abitudine. anche perché non c'è altro. Cosa leggi se non leggi la Gazza? Sì. Non dimmi lascia piardi, vedo tu veri. Però leggi la Gazza e c'è scritto, leggevo il pezzo sul Lazio Gate, che Lotito sta clamorosamente scaricando la responsabilità su Toni, Meni, dicendo io non sapevo niente, sono presidente, ma faccia tutto che Cotonizzo. No, colpa di Renato Monticelli, sempre colpa di Renato Monticelli. Io abbiamo messo la firma, mi hanno fatto, ma cosa so? Stanno cercando, perché era strategia degli avvocati per evitare la responsabilità diretta del club e fare in modo che ci sia solo una multa e non una penalizzazione, perché si parla anche di penalizzazione, non benissimo. Evidentemente qualche porcheria è stata fatta. Chi si è fatto male, Paolo? Bene. No. Bene. Allora adesso un nanosecondo vi chiedo un commento su questa cosa qua, dopo passiamo al basket perché abbiamo un po' di roba da parlare. Domenica a Udine è stato fatto la prova fantomatica per riaprire gli stadi con i tifosi, con gente lì, era tecnici, non erano tifosi, però con un badge da avere vicino, che se stai per più di 20 secondi a un metro di distanza da un altro suono ti dice di spostarti. Allora, ieri è stata la prima puntata della trasmissione sulla web TV della sezione di Nese Club con il supporto tecnico di FVC Sporciano, Che come dici che è venuta molto bene. è andata molto bene, gli ascolti molto importanti e lì è stato uno dei temi trattati. Cosa hanno detto? Allora, se da un lato la voglia di tornare allo stadio è tanta e quindi va venduto di tornare, dall'altra la domanda di tutti è stata sì, ma metti caso domenica, gol di Nestaroschi all'85esimo, gol vittoria. Bravo, gol! Finiamo dopo, dai. Adesso io capisco tutto, ben venga, cioè che si cerchi di trovare una soluzione per farci tornare allo stadio. Ah già, ok. No, però dico, va bene, cercare di trovare una soluzione, ma adesso ci dicono dalla regia che il ministro Speranza non dà speranza. ha detto, ha tolto ogni speranza. A cosa? Al beige riapertura, o alla riapertura? alla riapertura degli stadi, perché Gravina anche oggi ha detto per le ultime 5 di campionato riapriamo con almeno 30%. Sì, però dice una cosa che sa benissimo che non manterrà e dopo dirà purtroppo l'incremento dei casi, la percentuale, l'RT, il numero di Però perché i vaccinati non possono andare allo stadio, scusate? Perché sono tutti ultra ottantenni. Torniamo però loro perché loro non tu non lo fai gli abbonati dell'Udinese sopra i 65-70 che tra l'altro anche. visto che io che sono a testa di Però sai che hai calcio detto, non hai detto una cavolata, quasi quasi gliela proponiamo. Ma perché no? I vaccinati. I vaccinati, ma scusa, Perché no? magari tutti quanto prima, visto che sono a testa di calcio e capisco male, no? Tutti i siti che mi spiegano come funziona, vado su The Lancet e leggo degli articoli, anche se sono in una lingua che non mi appartiene,
uno studio israeliano piuttosto serio ha dimostrato che i vaccinati non sono portatori, non sono infettivi, per cui anche se ci fossero 10 vaccinati e un non vaccinato, quel non vaccinato non si contagerebbe dai vaccinati. Sì. Per cui E l'unica infatti, speranza, l'obiettivo del 70% di vaccinati era anche l'obiettivo che l'Inghilterra, anzi la Gran Bretagna sta raggiungendo molto velocemente, perché Boris Johnson, sbertucciato dalla commissario europea, eccetera, eccetera, ha preso il portafoglio di Her Majesty, lo ha aperto, si è comprato le dosi e le sta facendo a tutti. Ma è quello che io mi augurerei facesse Draghi. Cioè, vuol dire, abbiamo mandato a casa dalla sera alla mattina, abbiamo esonerato Conte, che l'abbiamo sopportato per mesi. magari fosse Sì, però ascolta, No. l'abbiamo anche l'altro, ormai l'altro vince lo scudetto, ahimè. Avete visto Bergomi toccarci orgogliosamente? Io ho visto domenica, Chi lo ascolta? io ho visto domenica Sky Calcio Sport, che usa Sky Club, quelli che ci copiano. Perché ci copiano? Siamo arrivati prima noi. Fabio Capello dire ormai l'Inter vede lo scudetto e vedere, io ho visto in diretta Bergomi, ho detto a mio figlio guarda Bergomi fare, e oggi da qualche parte ho visto una foto. È quello di McKenzie che guarda Qui a dimostrazione che anche il sedere della Lerotta, no? Chiamalo scemo. Cavolo. che lo zio Bergomi rimane un grande tifoso interista. No, Cosa volevo dirvi? Non mi questo non ricordo. lo so. Cosa volevo dirvi? No. Non mi ricordo, mi sono distratto. Che abbiamo esonerato Conte. Abbiamo esonerato Conte, no, dopo che l'abbiamo sopportato, che cambiava un DPCM al giorno, ci ha massacrato tutti quanti, alla fine era quasi, dalla sera mattina lo mandiamo via per prendere Orei, arriva Pelé, io mi aspetto che Pelé adesso però risolva, Ha messo un alpino. ok, però Orei, fai come ha fatto Boris Johnson, che potremmo anche ricambiare, oggi chiamiamo i nomi. Magic Johnson. Magic, come ha fatto Magic, e compra, rompi la musina e compra e vacciniamoci tutti, viva Dio, perché io non vedo soluzioni alternative. Ma sarà così. Quindi gli europei si vocifera Che li faranno in che li faranno Inghilterra. solo in Inghilterra, non Come è giusto fare, cioè. È giusto andare dove ci sarà pubblico. Dall'idea di fare itinerante non avanti. Ma ormai è un'idea che è passata da quando facevano i due paesi confinanti, Belgio e Svizzera. Comunque, ultima domanda di calcio, dopo chiudiamo. È la quarta Alberto domanda. Trevisan, che Ciao Alberto. ci chiede, il nostro amico che ci segue sempre, che dice: a voi che siete calciofili, ma secondo voi Braff c'era Verona con Juve, giocava? Perché no? Io dico se giocare a Zaghi, ma scusate. Allora farà giocare anche Gotti, anche Ivan lo farà giocare, anche Ivan farà giocare Braff. Il problema è che rischia Braff adesso, se rientra Stefano Caca, Delofeu, Forestieri, magari. Oddio, tecnicamente dovrebbe essere un linea superiore a Forestieri. Però esistono delle gerarchie, Sì, sono delle gerarchie. nello sport esistono delle Su gerarchie. Forestieri io che pensavo forse, perché non me E lo invece alla ricordavo. fine Tecnicamente ne ha pochi a fare. Che gli Sempre sta dato suo, sempre dato suo. Bene, io direi che prima di passare a parlare di basket, una domanda di basket al presidente. perché fanno lui una No, faccio a te, te. è talmente tecnica. Ah, mi dica. che non posso Perché arrivare. una delle due domande, infatti la prima domanda la faccio al Gol ma dopo. La seconda domanda di Giacomo è C-Silver e DFUG di basket. Parlano partenza del 17-28 marzo. Ti risulta? Mi risulta. Non mi pare sinceramente che ci siano le condizioni Per poter partire. Allora, c'è la volontà totale di farlo. È stato raggiunto un minimo di quorum in D10 squadre, in C si balla fra 7 e 8 con la Oggi ho detto 8 con la Servolana. Servolana in dubbio, almeno domenica mattina la trasmissione ha fatto con Francesco e Roberto Ciriello manteneva ancora un minimo di dubbi sulla partecipazione, quindi non aveva ancora sciolto i dubbi. La volontà c'è, se si può fare si farà e se lo faremo Giacomo sarà una vittoria per tutto il movimento. Se non si farà vorrà dire che la situazione è purtroppo ancora, non dico difficile, ma disperata e quindi sarà una sconfitta per tutti. Guarda noi con la Serie B, sembrava, o si parlava anche ieri sera, credo sempre con Massimo Radina, della serie, anche del campionato di calcio in Serie D. All'inizio c'erano i furbetti, i protocolli, i rinvii, poi si è andato il ritmo, adesso è campionato regolare. Noi in Serie B giochiamo in maniera... tutti più o meno... È stato l'inizio con... Quindi la cosa più difficile è far partire la barca e tararla sulle difficoltà che ci sono. Quindi io non alzerei la bandiera bianca, se si può giocare proviamoci in tutti i modi.
Bene, e la seconda però non leggo proprio esattamente quello che ha scritto lui, lo dico in maniera differente, dice, tornando a quello che hai detto tu a inizio trasmissione su Forza Ravagli, anche Giacomo dice che secondo lui è uscito leggermente contento dal match di domenica. Beh, insomma, ha vinto la Suprema Partita in trasferta, penso di sì. No? Poi anche Verona io ho sentito amici di Verona. Verona rischiava seriamente di entrare è già in un tunnel di depressione, ma rischiava ancora di più. Questa vittoria di prestigio, secondo me, contro una squadra molto forte. Vi ripeto, io sono contento per Coach Ravagli e rivendico il diritto di essere contento per una persona con cui ho avuto un rapporto splendido. Detto ciò, Una brava persona. no, non volevo che dicete. No, io dico, non entro nel meglio, dico un signore del basket. E di questi tempi, come Pilastrini è un milord del basket, Ravagli un signore del basket. Io non lo conoscevo, ci ho avuto che fare un anno. Una persona seria, un grande allenatore. E quindi noi che lui allena a Verona, ad Agrigento, ovunque la carriera lo porterà, noi ci ricorderemo e avremo sempre un rapporto. Ripeto, Pilla lo conoscevo quando ero ragazzino, perché mi allenava purtroppo per lui quando ero un giovanotto in nazionale giovanile. Con Cavina avevo un rapporto di amicizia della Snyder, per fare dei nomi, sono allenatori con cui ho avuto dei rapporti. Matteo Boniccioli lo conosco da una vita, anche lì quando lui era un giovane allenatore della Stefanel, lui allenava, credo Matteo, la selezione Friuli Venezia Giulia, mentre io giocavo col Veneto, quando noi vincevano l'85, ma non vorrei sbagliarmi, il Decio Scuri, vabbè. Invece Ravagli l'ho conosciuto, secondo me era Matteo l'allenatore. Detto questo, quindi ci si conosce, Ravagli non lo conoscevo, ma l'ho trovato lo scorso anno a Udine ed è, come ha detto Franco, una persona squisita a cui auguriamo ogni bene. Questo va detto in maniera sportiva. Cioè, chi se la prende ha problemi suoi, non certamente miei. Poi dispiace se batte la squadra della nostra città, questo è un discorso, no? Però, voglio dire, questo però è una persona. Ecco, se Verona l'allenasse Venga, mi dispiacerebbe di più che avesse vinto Verona. Beh, certo. Prima c'era Diana, qui sta Diana, no? Sì, Diana. Il cinema Diana. Questo è per gli anziani. Però il cinema Diana è qualcosa è storico. Non andava nessuno, però. Per caserme qualche militare si andava. No, vai caserma ormai. Caserme, vabbè. Comunque, è meglio che da casa non guardate la faccia di Toletto dietro la telecamera. Disperato. A che livelli può arrivare questa espressione? Comunque, tornando seri. Per quello hanno fatto un tunnel verso il Gran Sasso di nuovo? No? Sì, che... Ma vi rendete conto che mani siamo, poveri noi? No, guarda, non voglio pensare. Povera Italia, ragazzi. Siamo le mani della web Gestigo Cividale, che sono nelle mani del Pilla, come coach, di te come presidente, tutto lo e di te come marketing, e di lui come comunicazione, e di Chicco come all around. Ma soprattutto se voi devi fare mattina Terezzani. No, allora mi alzo la televisione, mi tolgo il microfono. Non ce l'hai. No? Va bene. Che arriva sempre fuori tempo. Ma le vogliamo bene. Non ha timing, lo vogliamo bene così. Domenica, importante vittoria, quinta di fila. Vittoria che ci proietta a un big match di sabato alle 20:30 qui a Cividale, no? Però una partita che per lunghi tratti è stata piuttosto maschia, per non dire tattica come diceva sulla partita di perché tattica per me è una partita dove le due squadre ci studiano, ci cercano il colpo decisivo, ma anche se non ce la fanno, pazienza. Lì, la Guerriero Padova dal primo secondo ha messo in campo le sue doti, insomma, che sono più agonistiche alle volte, che pur essendo una squadra, secondo me, che ha meno punti di quello che si merita, perché tante partite le ha perse. Sì, io guardando la partita non l'ho mai vista, però guardandoli mi è sembrato, citando anche il presidente, con la quale sono sempre d'accordo, di vedere quella squadra lì per come ha giocato con i terzi quarti, pensare all'ultima in classifica. Come dicevo nella disperata radiocronaca dell'altro giorno, hanno iniziato con un buon mese di ritardo e hanno dovuto giocare ogni 3 giorni, chiaramente questo un po' hanno pagato. Gli manca forse
quello che dall'altra parte c'è. Ecco, una cosa mi è dispiaciuto, lo devo dire. Io ho visto in diretta, e chi mi ha ascoltato lo sa, io ho abbracciato il coach Calgaro perché secondo me il fallo pietra della discordia, il famoso fallo sportivo del numero 9, che ecco lì, cecchinato, cazzato, chinellato. Ho chiesto scusa subito perché me li sarei sicuramente confusi. Penso cecchinato il 9. E il fallo secondo me era un fallo semplice, ma l'ho visto da lontano e sono miope. È stato definito fallo antisportivo. Secondo tecnico a Calgaro, sì, Calgaro penso di sì. il coach Padovano se l'è presa parecchio, è stato sollevato di peso portato fuori. Io ho detto, sono un po' d'accordo con lui, anche perché non aveva esagerato poi quando parlava direttamente col primo arbitro veronese, non il vicentino il secondo. Comunque il secondo tecnico ci può stare, vabbè. Da lì in poi però l'arbitraggio è stato non straordinario, come abbiamo visto 1000 volte in questa categoria, ma non particolarmente mancante di equanimità. Mi è dispiaciuto sentire un coach che stimo, un re delle minors, alla fine dire che fondamentalmente la Gesteco adesso io la banalizzo, ma per me, non per voi che siete più intelligenti di me, la Juventus della Serie B, no? Per cui gli arbitri quando non ce la fa lo portano in carrozza, ha dato 3 falli noi per più compensazioni, ha dato 5 falli contro, non è così. Gesteco vince perché ha giocatori più forti degli avversari. Poi mi dicono che in diretta il cronista dice per forza vincono, loro sono professionisti e noi siamo dopo lavoristi. Non è una causa in Italia o una colpa, non più che una causa, puntare seriamente su un progetto. Nessuno impedisce a una squadra della provincia più ricca del nord-est di allestire una squadra forte quanto Cividale, che è una cittadina più piccola, ecco. Quindi, e anche in regione sto ripetuto questa cosa, chiederò conto perché sta messa questa intervista e non quella coach Pilastrini che diceva partita equilibrata contro una squadra forte, quello che ha detto anche il presidente, con cui sono d'accordo. Quindi, al di là di tutto quello che è successo, del fatto che secondo me avete finita con molti punti di distacco perché l'ultimo minuto abbiamo giocato con dei ragazzi giovani che era giusto fossero messi in campo, ma gli avversari invece con il terzo coach, con sue espulsioni, poi ho sentito l'allenatore Calgaro dire che lui che non vale più la pena allenare, che forse un po' esagerato, ecco, una partita di pallacanestro. Detto questo, il terzo coach ha messo dentro tutti i titolari e chiaramente hanno fatto qualche punto facile, altrimenti la partita finiva tanto a poco, ma come è stata equilibrata per un periodo, però quando dal +7 Padova, la difesa della Gesteco ha alzato gli scudi e in particolare forse alcuni agonismi sto canestro sono stati impediti. Detto questo, mancava Giovanni Fattori sto canestro, per cui l'ultimo Daniel è rientrato proprio all'ultimo. Adrian primo tempo con grande difficoltà, l'hai visto che non era assolutamente lui. Anche Daniel è rientrato alla lunga. Ecco, Daniel è un giocatore molto, tra virgolette, pulito, no? Andrea Aucio è un giocatore esperto e si è fatto sentire come deve fare questo canestro. Quando magari, specialmente il secondo arbitro, ha trovato meno, sfondamento clamoroso, fischiato con un fare in attacco, che ha scatenato una sequela di parolate da parte del secondo allenatore che è stato espulso direttamente, e lì la partita è cambiata. Quindi difesa, loro nel 4-4, quindi 3 minuti ha fatto 2 punti. Ragazzi, ma quando la Juventus gioca contro, se proprio vogliamo definire la Gesteco la Juventus della Serie B, quando la Juventus gioca contro squadra di media classifica, vedete voi quale, quando riesce a mettere il turbo, ovviamente succedono queste cose. Ecco, io vorrei che si riportasse tutto quanto sul livello agonistico, cioè finita la partita, noi per primi diciamo diamoci la mano, ha vinto chi doveva meritare, basta. Cioè, alla fine, quando abbiamo perso San Vendemiano male, perché Senigallia secondo me sono anche la trasferta lunga che mi ha pagato come paga Senigallia quando sale, ma San Vendemiano che è una squadra che fa giocare peggio del Web, secondo me è una squadra difficile da affrontare, infatti poi parleremo di sabato sera, abbiamo perso, ecco, 3 puntini, aspetta virgolette, anche basta che quando noi perdiamo siamo stati dei poli bravi loro e quando vinciamo siamo stati favoriti dagli altri. No, io pretendo da tutti la stessa onestà che noi diamo, quindi non si fa. Matteo Cossolo che dice che adesso vi leggo è lungo il messaggio, però dice ognuno fa con quello che ha. Se hai poco
non puoi fare una colpa a chi ha di più, cerchi di compensare con altro, è solo cultura dell'alibi. No, questo io ti dico, non mi permetto di dirlo, perché io, come ho detto in telecronaca all'andata e come ho detto in radiocronaca, stimo il loro allenatore, stimo loro, stimo Alberto anche dice che più guarda Cividale più si diverte, perché soprattutto in difesa, perché ormai sono vecchio per vedere gli attacchi, anche perché se difendi bene tutto è conto. Scusa, avete visto la doppia difensiva di Chiera che prima stoppa Campiello E poi ruba la palla e vai contropiede? Sì, con un passaggio tipo con un ball handling bellissimo di grande classe. Ragazzi, di fronte a noi. basketball, non gli arbitri piangere alla fine. Basta, Però ragazzi. scusa, adesso io non voglio, per l'amor di Dio, noi l'affrontiamo. Mi prendo il insomma, non stiamo dicendo niente di particolarmente grave, anzi, però noi che stiamo facendo della sportività un nostro baluardo quest'anno, no? E io domenica, la prima cosa che ho detto in diretta è stato quando tu mi intervistavi, cui faccio i complimenti, ma poi ho grande simpatia per il loro coach che è un raierino come me, abbiamo abitato nello stesso appartamento a Venezia, quindi c'è grande simpatia reciproca, io gli auguro ogni bene. Posso capire la frustrazione del momento, posso capire tutto, anche per l'ansia agli arbitri che è sempre brutto di questi tempi. Noi eravamo senza fattori e chi era sceso dal letto sabato mattina? Siamo scesi. Pietro Agostini che fa tutta la settimana. Pietro che prende e va a cercare fortuna a Cesena, ma noi non diciamo una parola, andiamo a giocare. Entra Rico, primo cambio, 17 anni, e stiamo tutti. Rimbalzo, per dire, un bimbo entra. Quindi non cerchiamo alibi, cerchiamo di affrontare il campionato del Covid con la massima positività. Questo come premessa. Bella questa, è bellissima. È meravigliosa, sembrava una apposta. Però l'unica cosa che mi dà fastidio è quando sento dire ma voi a Cividale avete. Ma noi non abbiamo un cazzo. Noi andiamo a cercarci le robe. Cioè, non è che abbiamo un proprietario dietro che vogliamo un giocatore in più. Io comincio a bussare tutti quanti noi a cercare le risorse per fare. L'unica cosa che ho detto quest'estate quando siamo partiti qua è o facciamo un progetto di grande pallacanestro o stiamo a casa. Cioè non se lo dice il medico di farlo, vuol dire cercare di mettere i giocatori nelle condizioni di fare il massimo di rispettare il gioco. Poi ognuno fa con quello che ha, però dato che le regole sono uguali, ognuno poi le usa in maniera. Noi le abbiamo usate andando a fare il porta a porta, cercando di fare il top del top per quello che si può. Poi diamo via quei furboni anche noi e facciamo i pari di fare Franchina Terenziani i pari a fine partita col salame. Quindi quando si ricorda lo spirito è quello, però non è che se non si sono professionisti gli altri no, è una colpa. Sono professionisti perché abbiamo scelto di farlo noi. E quando inizio l'anno ho detto quanto ci costa i professionisti? 10 lire? Andiamo in giro si chiede 10 lire. Ci sono? Sì, non ci sono, non facciamo. Punto, ma non è una discriminante questa, Altre cose, la squadra che io vorrei sottolineare quello che ha detto il Presidente, che in questo caso è Presidente, che qui non c'è uno dietro commisso che finanzia, che se serve un evento, magari qua se servono, se qualcuno vuole, se servono, come ha detto giustamente Davide, va a bussare via. Cioè, e si cerca, si fa con quello che si ha, si fa il passo per quella che è la gamba, poi la gamba è più ampia, più bravi siamo noi ad andare a dire c'è la pizzeria da Tony, ci dà un altro millino. Non è che mettiamo in casacchetta i Friuli, lo investiamo in un giovane ad esempio, stiamo prendendo dei giovani, abbiamo fatto la foresteria, tutte cose. Perché? Perché dopo 500 anni di pallacanestro di sport abbiamo detto fermi tutti, adesso proviamo a fare una roba come ci piace a noi, cioè con grande rispetto del gioco, che non vuol dire che chi lo fa in maniera diversa non rispetta uguale, vuol dire però cercare di farlo per quello che per noi è l'ideale, se si può, se no ci sono mille altre cose da fare nella vita. Però ecco, questa mi dà fastidio questa roba qua, sentir dire in telecronaca magari ma è facile, non se leva la mattina e pomeriggio, fallo anche tu, e dire, e se lo puoi farlo è un problema tuo, non è un problema mio, o no? Scusami, adesso io non voglio tornare, sai che io sono quello vecchio, no? Nel 93, la squadra che la Gesteco ha battuto l'altro giorno, che aveva giocatori come Nicola Rosin, tra l'altro Tonzi, una squadra fortissima, è venuta a Udine e ha vinto a Udine. Una squadra di Mediaut.
era la famosa LED di Val di Medo. Hanno fatto l'anno scorso, prima del Covid, quindi no, fine 19, la rimpatriata LED contro Virtus, che era lo scontro dei biscotti, che due sono marche di biscotti, l'altro non mi ricordo come si chiamasse. E nessuno diceva che loro vincevano perché erano più forti degli altri. Gerardo Bonetto. Il tiratore era Gerardo Bonetto. I tiratori erano Nick Manocalda Rosin e Gerardo Bonetto. Perdemmo una partita a Udine, ti ricordi? Andata dei playoff, sì. Con buon amico che a 8 secondi 3 rimesse da loro gli ha dato, non si sa perché. Bardini contro Medeo più 5 di Santo 3 triple. Comunque salutiamo Filippo D'Angelo che Ciao. ci scrive che secondo lui è meglio così, che non ci sia solo uno dietro che foraggia, perché così si crea solidità con molti che danno un po' e non con un padre padrone che dà e basta. Beh, ma ha capito tutto Filippo. Questa è l'idea. La filosofia è questa, di non dipendere magari da un... Posso fare una domanda? Francesco, la foto che hai mandato sulla chat è un fotomontaggio, vero? No, ti pure ha scritto anche c'è il video da casa che faceva il DJ. Parliamo sempre di Sassone nazionale. Ecco perché mi sono dimenticato Perugia. Comunque Filippo creare un gruppo creare anche dei mostri che ti seguono in trasferta, che ti mandano i messaggi, divertirci, perché ieri mi ha scritto la gente che segue, ringraziamo le radiocronache, ma in tanti ho Facebook, visto con l'iPad che inquadra con l'iPad che tenuto in Adriano Luci ti ha ascoltato, Adriano Luci che è il presidentissimo, che poi mi chiama alla fine, mi vinciute, fighissimo, cioè, è bellissimo, questo è lo spirito. Poi dopo, chiaro che in questo contesto c'è anche tanta professionalità, e professionalità soprattutto in campo, perché abbiamo scelto un attore, abbiamo fatto una scelta quest'anno: prima prendiamo il coach e poi costruiamo intorno una serie di ragazzi con un paio di chiocci, c'è un'idea. Comunque a detta di tanti addetti al settore, addetti ai lavori, anzi, addetto al settore è un'altra cosa, partire un progetto in Serie B con Spinastrini è una garanzia di fare un bel lavoro. Poi non si sa dove si va, però il lavoro ragazzi, sì, è facilissima. Perché sai, era Infatti facile. io volevo chiederti sabato, ultima di prima fase, Allora, siamo a una vittoria. Ci sono due facce della stessa medaglia. Da una faccia della medaglia puoi dire cavolo, perché abbiamo detto cazzo troppe volte questa sera, no? Cavolo, siamo a una partita, se vinciamo andiamo in Coppa Italia, siamo andati l'altro giorno, finiamo primi in classifica e andiamo a fare le finali di Final 8, se non ci arriviamo adesso è da prendere testate. Altra faccia della medaglia è godiamoci la partita e se non ce la facciamo ci daremo le testate, ma poi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, ed è assolutamente questa la filosofia che quest'anno abbiamo deciso di adottare. Se c'è qualcosa negli ultimi anni che mi stava logorando all'APU era questo tipo di atteggiamento, che io intanto mi scontravo anche con i tifosi, perché avevamo perso un po' di vista il godimento della partita, del momento, di dove eravamo arrivati tutti insieme. Ecco, io vorrei che non perdessimo l'enjoy, come dicono gli americani, no? Il divertimento, che vuol dire tutto e niente. Ti faccio perdere subito l'enjoy. Vai. Perché intanto salutiamo Alessandro Montico che ci saluta e dice anche grande press, forza Gestico, che il prossimo anno potrebbe esserci un derby. No. Spero di no. Spero che salgano tutte e due. No, ma noi non c'è, diciamo. No, questa speranza. Ieri Massimo Radine mi ha detto. No, aspetta, allora rispondimi adesso. Dimmi. Perché c'è Mario Silva, dei Silva, scusa. Ciao Mario. Che una domanda per te, perché dice: vista la partenza di Agostini, Sì. adesso guardi al mercato o ritieni il roster sufficientemente competitivo? Abbiamo già guardato al mercato. Allora, la domanda di Mario è molto competente. Gli risponderò come sempre con grande franchezza. La partenza di Agostini non l'avremmo mai mandato via se non ce l'avesse chiesto lui, perché aveva voglia, era indubbissimo, è stata una roba arrivata dalla mattina alla sera. Cesare aveva un'urgenza di giocare qualche minuto in più, è andato, non era convintissimo, ma è andato. Io non l'ho tenuto perché a me piace tenere solamente. Ti dirò un attimo, Donato Tedeschi è stato tagliato da Cesena, esatto. Lui diventerà un under adesso. Esatto, e quindi forse anche un senior in centro con la terapia. Corretto. Detto questo, noi abbiamo puntato tantissimo su Danilo Hennin.
era un peccato che Daniel magari perdesse perché ha avuto problemi alla spalla. Siamo coperti, va bene così. Abbiamo Battistini e Miani sui titolari, Fattori che è la nostra garanzia e Daniel che completa il roster. Quindi siamo a posto così. Detto questo, io ricordo che quando si è in ballo bisogna ballare. Ricordo che l'anno dell'Apu, che siamo stati promossi, arrivammo a metà aprile, la squadra stava prendendo un po' qualche colpo e prendemmo Antonio Porta. E con Porta firmammo una polizza per la promozione. Antonio poi ci condusse soprattutto nelle partite decisive. Quindi, anche dopo. Quindi se per caso, dato che il mercato chiude il 30 aprile, se da qui vediamo come va la seconda fase, come partiamo, ci deve essere una buona opportunità e se fossimo in ballo ne parlerò con i nostri sponsor, ovviamente, perché no? Sempre che non vada però a intaccare quella che alla fine lo svede progetto e quello che è l'equilibrio che abbiamo trovato, perché in questa squadra qua devono giocare anche Daniel, Miani è un titolare, deve trovare qualche minuto Enrico, perché sono il nostro futuro. Poi se Miani evita di fare il quinto fallo su più 17 al minuto alla fine, non è finita. La cosa bellissima. Renato numero 1. Una cosa bellissima. Comunque Alessandro Motico dice che era una provocazione e sicuramente sarebbe bello vedere Cividali da 2 e l'Apu in 1. Sì. Non so, poi sai, non è il nostro obiettivo, però no, vincere tutte. Quindi. Però vincerle tutte sì. Ma credo che, come ha detto prima Alberto, sia la cosa importante. Anche da ragione. Allora, ci arriva news da Francesco Tonizzo che decisione del governo che anche in zona arancione saranno le scuole chiuse. Quindi ovunque in zona arancione. Quindi calcolando che al 98% Friuli si sta spingendo verso la zona arancione. Ma cosa rimarrà già l'Italia? Veneto forse? No, neanche quello. C'è la Sardegna che è bianca. Boh, è un'isola. È là. Sicilia gialla, credo. Sono tutte gialle oggi, tranne l'Abruzzo, forse. No. Comunque, partita di sabato. No, io non la commento perché io vi ripeto, è la squadra contro cui giochiamo peggio. È stata la squadra che ha tenuto a battesimo quest'anno la Gesteco nella prima amichevole. La prima diretta drammatica perché, come si ricorderà Francesco, giocavano senza numeri loro, quindi io conoscevo solo Giorgio Malbasa e Tassinari per ovvi motivi e Siberna. Altri erano, però insomma ringrazio i tifosi di San Vendemiano che hanno comunque apprezzato lo sforzo. Certo. No, ma sono persone, per amore del cielo, da Simone in avanti, sono persone straordinarie. Squadra, non so bene chi recuperano, se recuperano qualcuno, chi giocherà. Rispetto all'andata hanno messo dentro Patrizio Verri, mi pare, che è un tiratore. Vediamo, squadra forte, ma se vuoi arrivare primo devi vincere la partita, che altrimenti Tramarossa ha una partita brutta in casa contro la Pontoni Falcon Star, che secondo me sta giocando bene con Praticò. Però il destino è nostro, non giochiamo, ma noi, io credo che giocano loro prima, giocano alle 6. Loro giocano, no, Vicenza giocano domenica pomeriggio. Gioca domenica Vicenza. No, il 6 marzo alle 18 Tramarossa. Il 7 giocano Golden Gas Guerriero e Antenore Vega. Quindi giocano alle 18, giocano un'ora e mezza prima. Giocano 2 ore e mezza prima. Quindi noi partiamo già con il risultato. Ma non cambia nulla. Perché se perdi arrivi sicuramente dietro. È uno sconto diretto. Quindi intanto adesso andremo in chiusura perché ormai siamo già oltre l'oretta stabilita. A Davide non ti chiedo niente perché comunque già detto prima in presentazione della partita di sabato godiamocela. Godiamocela. È chiaro che se dovessimo vincere sarà comunque, diciamolo prima, se vinciamo, io credo che rispetto alla partita di andata a San Vendemiano la nostra squadra si è cresciuta tantissimo in fase difensiva, cioè adesso farci canestro è difficile, no? E qui si vede a mano l'allenatore, però io li ho visti anche sabato scorso loro un pezzettino contro sì, sono una squadra sempre tosta, non mollano mai. Se vinciamo credo che un grande risultato, cioè diciamocelo così, sarebbe una grandissima impresa. Io adesso, entre parentesi, fai come Bergomi,
ho dato un'occhiata ai numeri nel girone C1, nel mini girone C1 la Gesteco ha il miglior attacco e la migliore difesa. Di solito quando è così si è primi, di solito. Parlando di difesa, sempre Alberto Trenza, dopo andiamo in chiusura, dice che... non dirlo nemmeno, tanto Francesco lo sa che scherza. Arrivano messaggi, devo leggerli, no? Soprattutto di gente come Alberto che ci segue Appassionatissimo. sempre, che è stato uno dei nostri primi... Appassionatissimo. Questo è il messaggio che sta dandoci Francesco. Primi spettatori, diciamo. Sì. Vai al messaggio. Perché dice che, parlando di difesa, che si parlava di difesa, perché quando lui giocava ha sempre avuto allenatori durissimi sulla difesa, uno su tutti, Delvio Dori. Da Dorì. Non c'è l'accento lì. Delvio Dorì, sì. Però era una difesa diversa, cioè Alberto adesso è molto più una difesa di squadra. Una volta la difesa era una difesa 1 contro 1, no? Prendevi il tuo. Prendevi il tuo e adesso sono un sacco di meccanismi per cui tutto studiato, è una roba molto più scientifica. Per noi di quella generazione magari è difficile da capire. Io che ho visto, ti interrompo, ho rivisto con piacere Banco Roma, Barcellona, finale Coppa Campioni anni 80 con Kia e Wright in maglia blu del Banco Roma, cambio difensivo, cioè lungo che esce a fare il suo... Giordani impazziva, cioè, cosa succede? Cioè, ormai è tutto, sì, adesso il cambio è ogni azione, è automatico, sì, assolutamente. Ed esempio, perché così apriamo una parentesi, sì. Perché Miani è fortissimo in difesa, perché può marcare, regge l'urto con il lungo dove spesso con la sua agilità riesce a anticipare e regge l'1 contro 1 col piccolo, quindi questa è la forza. O anche Battistini stesso, no? Sono giocatori duttili, no? Battistini bravissimo a non cadere nella provocazione dei falli l'altro giorno. Ha fatto una gran partita, sì. Ma tutta la squadra è stata. Sì, poi è cresciuto tanto il livello di regia, perché i due playmaker che giocano poi, playmaker e guardia alternandosi, che sono uno... Dopo Senigaglia, quello è stato il completamento dell'altro. Uno dei motivi della sua. Hai un ragionatore e hai uno che ha esclusività. Invece sai cosa? Una notizia che diamo agli amici a casa d'Alberto, che bisogna cominciare a guardare. Allora, se vinciamo sabato siamo alle Final 8 e sarebbe, ripeto, bellissimo. Più che altro non per fare le Final 8, ma perché Cividale dal nulla arriva prima da fare Final 8, neanche un obiettivo. Però bisogna guardare adesso, cominciare a guardare la classifica congiunta e quindi unire C1 e C2, perché dal 21 sarà il girone C. Dopo questa c'è la sosta e poi quindi... E oggi come oggi, si riparte il 21. Infatti l'allenatore di Padova ieri diceva questo in intervista, no? Noi puntiamo su Teramo, uno guarda e dice ma questo è venuto, no, lui guarda già l'ultima dall'altra parte, meno attrezzata. Al momento la classifica dice Fabriano prima punti 20, seconda Gesteco punti 18. Questo credo che sia da cominciare a ragionare in quest'ottica qua. Fabriano che è partita con il valore del pronostico per vincere il campionato. Assolutamente. Squadra attrezzata per vincere il campionato. Bene, quindi adesso chiudiamo. Non andiamo in chiusura, proprio chiudiamo perché... Che cosa uccide? No, sì, povero. No? E quando è tutto il pomeriggio. Se non volete parlare, non so, di qualche vecchia partita. Andiamo in chiusura. Dennis Johnson, numero 3 di Boston. Che adesso fa il primo ministro d'Inghilterra, dimmi. No, buona serata. Speriamo. Sabato 20:30 per le Friuli, per chi vuole ascoltarti. Da solo, perché purtroppo Maurizio Zuppi, che lavora in una scuola che è stata chiusa, è isolato a casa, sta bene, però purtroppo queste sono come moltissimi questa. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti, ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato e ci sentiamo. Ci vediamo. Ciao. Salutiamo anche Checco in regia e buona serata a tutti e buona cena. Ciao. Tolgo il microfono. Mi tolgo il microfono, ci stava togliendo